quando le senti interpretate dagli altri, le riconosci, scopri qualcosa di nuovo, qualcosa che tu stesso non avevi forse percepito e capito. Le letture degli altri ti danno qualche cosa di diverso da quello che tu ritenevi al momento di scrivere, o pensi che comunque gli altri colgano appieno, esclusivamente dentro i margini che tu volevi dire? In fondo è quello che faccio io quando traduco altri autori, perché molti lo fanno tecnicamente, vocabolario, termini, si traduce letteralmente le volte quando è possibile, ma nel caso della poesia, chi vuole esprimere un atto d'amore non traduce, bisogna traslare le emozioni. Quindi io, prima di recitare una poesia mia o di altri, o tradurre poesie di altri, io devo entrare in comunione col sentire dell'autore e quindi devo mettere in campo tutta la mia percezione spirituale. Non si può scindere, ecco, il dialogo tra ciò che lo sguardo vede, osserva e legge con quello che c'è dentro l'anima, no? Per cui se uno si concentra su quella poesia e riesce a dare quella plasticità spirituale, perché essere plastici che significa? No, fare gesti, fare pause, respiri, no, proprio entrare dentro la radice e sentirsi germoglio di quella radice. Quindi tu attingi, hai la linfa a tua disposizione, nella radice spirituale, e ne fai uso. Così, certo, quando io ascolto gli altri mi giunge la cosa in maniera chiaramente diversa da come la potrei esprimere io, ma io sono io, la mia radice è unica. Loro devono fare questo lavoro abbastanza difficile di entrare in comunione con i miei versi. Ci riescono, direi benissimo, almeno da quello che noi abbiamo ascoltato anche in altre esperienze, per cui posso dire che io esco sempre da queste presentazioni un uomo arricchito. Sì, è come un'attività che spesso fa Alessia, appunto, è la traduzione in lingua siciliana di versi di autori non solo italiani, latini oppure stranieri in generale, ma spesso si dice che una bella traduzione non deve essere fedele, se no non è altrettanto bella, perché non si tratta solo di mettere le parole come il traduttore che c'è su Google, se no quella è facile per tutti. Occorre cogliere l'anima e il cuore delle parole e trasmetterle in altre parole di un'altra lingua, perché la poesia non è solo sentimento e anche sonorità, quindi è molto difficile l'attività che fa Alessio, soprattutto il fatto che lo fa poi in siciliano, che è ancora più difficile, secondo la mia visione, certamente più difficile, perché è una lingua vivissima ma che vive spesso nell'ombra, no? Sì, diciamo che più che altro i dialetti vivono nell'ombra, ormai, come dire, abbiamo un rapporto col dialetto di paura perché non rappresenta il linguaggio nazionale, quindi è una cosa povera. Mentre quando parliamo di lingua siciliana, ma di lingua poetica, quindi quando scegliamo la parte più aulica della somma dei linguaggi siciliani, noi esprimiamo una lingua che è sicuramente comprensibile per il pubblico. Magari non saremo perfetti, non saremo come Antonio Veneziano o come il Meli, però credo che questa sala è piena di poeti siciliani. Credo che tutti quanti facciamo questo lavoro al meglio per cercare di usare un linguaggio siciliano che sia comprensibile a chi ci ascolta, perché non è facile. Essendo io di Catania, un altro amico di Palermo, di Trapani, se dovessimo parlare il dialetto locale, capiremmo, ci capiamo in linee generali, ma capiremmo poco a livello poetico. Mentre usare un linguaggio aulico in poesia siciliana permette al pubblico di comprendere, anche se non dico in toto, ma di comprendere effettivamente i sensi e i sentimenti che raccontiamo. La bellezza del resto non è necessariamente perfezione, anzi tutt'altro. Non è vero che è bello quel che piace, esiste anche un nucleo centrale nella bellezza e comunque la bellezza attiene sempre a quel quid che attira e che fa innamorare lo sguardo e il cuore.